Nasce a Palermo il movimento politico degli ex allievi Don Bosco su iniziativa di un folto gruppo di ex allievi ma aperto a tutti. Tra gli obiettivi del neomovimento anche quello di portare avanti una politica economica basata sia sullo sviluppo di una moderna cultura imprenditoriale, operando nei settori vitali dell'economia siciliana, quali l'agricoltura, la zootecnia, l'artigianato, l'industria e il turismo. Abbiamo visto la necessità in questo momento di crisi che la nostra politica ha creato nell'Italia e nel Meridione in particolare. Abbiamo deciso di costituire questo movimento degli ex allievi, ma voglio precisare che non è un movimento aperto solo agli ex allievi o agli allievi o alle ex allievi e allievi di Maria Ausiliatrice. È un movimento aperto a tutta la società civile che si vuole riconoscere nel costruire una società nuova, sana e che onde poter evitare sprechi sia nella pubblica amministrazione e cercare di costruire un futuro migliore per i nostri giovani con gli insegnamenti che ci è stato dato da Don Bosco. Cioè proprio se noi prendiamo gli insegnamenti di Don Bosco, il suo scopo fu quello di prendere i giovani in mezzo alla strada e portarli, insegnare loro un'arte, un mestiere, insegnare loro la scuola, perché la vita non è fatta di solo medici, ingegneri, avvocati. Oggi il lavoro è fatto anche da giovani che si debbono impegnare nei lavori usuali, manuali, il calzolaio, che non esistono più questi mestieri, l'idraulico. Cioè, ecco, rifare veramente, ridare a questi giovani la possibilità di costruire un domani migliore. Tra gli scopi educativi anche quello di un potenziamento delle scuole nel settore della formazione professionale per i giovani in difficoltà, previsto per il prossimo mese di marzo anche un convegno sull'opera e sul pensiero di Don Bosco. Chi vuole prendere contatti col nostro movimento cosa deve fare? Il nostro movimento si può trovare, abbiamo creato provvisoriamente un sito Movimento Don Bosco, ma quanto prima credo che entro questo mese di marzo sarà indetta una prima conferenza a livello regionale, dove inviteremo, come dicevo prima, non solo tutti gli allievi che si allieva, ma inviteremo veramente tutto il mondo civile che vuole, come dicevo prima, costruire una società nuova e sana.